Venerdì mattina presto le autorità estoni hanno fermato una petroliera che farebbe parte della flotta ombra russa appena fuori dalla baia di Tallinn. L'imbarcazione denominata Kiwala era stata sanzionata a causa di attività passate sia dall'Unione Europea che da almeno 3 paesi terzi, Canada, Svizzera e Regno Unito, ed era in rotta verso il porto russo di Ust-Luga. La nave batte bandiera del Gibuti, ma in realtà non è registrata nello Stato africano, quindi non è autorizzata a navigare in mare ei aperto. ole mingi saladus, et viimase aasta jooksul Soome lahes on piisavalt neid aluseid juurde tekkinud, kes siin dokumentideta läbi sõidavad ja võiks ju julgelt öelda, et tegemist on osa varilaevastikust, mis kasutab siis Läänemerd kaupade vedamiseks, mis on keelatud, või kinnipidamise ajaks juba oli selgunud, et tal ka puudub siis lipuriik, keda ta esindab, liputa laev ja sellised laevad lisaks tegelikult liigelda ei tohigi. Ja Eesti siis rakendas aluse suhtes õigust seda laeva siis kinni pidada kontrolliks. Secondo la Marina estone, a bordo della Kiwala si trovano 24 persone. Il capitano della nave, di nazionalità cinese, si è mostrato finora collaborativo con le indagini. Le autorità estoni hanno condotto l'operazione con navi ed elicotteri della Marina intorno alle 3 del mattino, poco prima che la Kiwala entrasse nella zona economica esclusiva dell'Estonia.